Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia un uomo di 33 anni. Il soggetto si sarebbe reso protagonista di diversi episodi violenti nei confronti dei genitori. Nel dettaglio, il 33enne avrebbe chiesto quotidianamente dei soldi. Al no dei genitori, l'uomo in diverse occasioni avrebbe reagito in modo violento, scagliandosi contro la coppia di anziani. Il Tribunale di Agrigento ha disposto la condanna a 6 anni di reclusione nei confronti di un empedoclino accusato di lesioni personali gravissime. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe staccato a morsi l'orecchio al rivale per difendere la sorella da una presunta violenza sessuale. Assolto invece l'uomo accusato di aver palpeggiato il seno della donna. I carabinieri di Milazzo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo alla guida di un'auto. È stato l'atteggiamento nervoso assunto dal conducente del veicolo ad insospettire i militari che lo hanno sottoposto a perquisizioni veicolare e personale che ha consentito di rinvenire 50 grammi di cocaina, 195 grammi di crack e la somma di 1.380 euro, ritenuta a provento dell'attività illecita. Stop all'anomala parentesi di sole e caldo in Sicilia. Per la giornata di domani, 4 novembre, si registra un'inversione di marcia. La Protezione Civile regionale comunica allerta gialla su tutte le province tranne Messina, Catania, Enna e Palermo. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa con massime di 27 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.